Il quotidiano francese L'Équipe riporta un messaggio dal Paris Saint-Germain. Siamo aperti alla cessione di Neymar al Barcellona, ma è necessario rispettare alcune condizioni finanziarie. L'attaccante brasiliano è fortemente intenzionato a tornare al Camp Nou, tanto da rifiutare il corteggiamento del Real Madrid e secondo le ultime voci della Juventus. E vista l'impossibilità di trattenere Neymar, il club francese ha aperto un dialogo con la squadra spagnola, ma vuole che una cosa sia chiara. La richiesta di un prestito con diritto di riscatto avanzata dal Barcellona è inaccettabile. La trattativa quindi è iniziata, ma alle condizioni economiche del PSG. Federico Fazio ha rinnovato il proprio contratto con la Roma fino al 2021. Il precedente accordo prevedeva che il giocatore rimanesse nel club giallorosso fino al 2020, ma il DS Petracchi ha deciso di prolungarlo per non rischiare di perderlo a zero l'anno prossimo. A riguardo Petracchi ha dichiarato: Fazio rappresenta un giocatore fondamentale per la nostra rosa, per questo motivo il suo rinnovo ci rende estremamente soddisfatti. Puntiamo molto sulle sue qualità e sulla sua esperienza. Federico sarà una guida per la nostra difesa e per i nostri ragazzi. Da parte sua il difensore si è dichiarato molto contento. È il mio secondo rinnovo e sono davvero felice. Dal primo giorno la Roma mi ha fatto sentire la fiducia di cui ha bisogno un calciatore. Andrea Dovizioso pensa che il modo in cui ha vinto su Marc Marquez nell'ultima gara della MotoGP in Austria farà bene al morale del team Ducati nell'ultima fase della stagione. Per buona parte del campionato Dovizioso ha faticato a mantenere il ritmo di Marquez, ma nell'ultima gara il pilota ha compiuto un audace sorpasso all'ultima curva sullo spagnolo, che l'ha portato al trionfare. Questa vittoria ci dà molta energia per il futuro, ha detto Dovizioso. Vincere è sempre importante, ma vincere in questo modo penso sia stato molto positivo per me e per la Ducati. Ci darà energia per il proseguimento della stagione. L'energia fa molta differenza e più energia c'è, meglio è. Nonostante il trionfo in Austria, Dovizioso ha ancora 58 punti dietro Marquez nella corsa al titolo, con 200 punti in palio nelle 8 gare rimanenti. Per il pilota della Ducati comunque niente è deciso. Ha infatti affermato che il mondiale è ancora aperto perché ci sono molte gare. Questa vittoria non cambia il futuro, perché Marc ha mostrato il suo potenziale in molte gare ed è stato più competitivo dell'anno scorso, quindi mi aspetto che sia forte in ogni gara. Buongiorno a tutti, hello everyone. I will try to sono molto felice di essere qui, ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile realizzare questo obiettivo, sono molto carico per questo nuovo capitolo della mia vita come uomo e come giocatore, ho la possibilità di venire a vivere e giocare in un paese incredibile, una città incredibile, un grande club e sono qui grazie a tutti.